Buonasera da Sicilia, 24 questi titoli del telegiornale. Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo tra feste e polemiche, la Sicilia definita covo della mafia su alcuni giornali britannici, scatena la reazione delle istituzioni, duro l'intervento del presidente della regione e della Fondazione Falcone. Intanto tra gli invitati VIP a Bagheria anche Madonna. Nuova intimidazione nel Palermitano, un incendio doloso ha danneggiato una stazione di servizio a Capaci. Il primo cittadino no alla violenza del racket mafioso. Gli investigatori collegano il rogo alla lunga scia di minacce e attentati che da mesi interessano l'area tra Palermo e Carini. L'auto lanciata sulla folla come un'arma, restano in carcere con l'accusa di tentato omicidio stradale plurimo i due giovani che dopo una lite in discoteca a Taormina tentarono di travolgere i rivali. Tragedia sfiorata a Siracusa, un palo della luce crolla su un'auto, paura enorme, residenti allarmati ma la conducente resta illesa. A Catania una marcia silenziosa per denunciare la violenza di genere e promuovere un cambiamento culturale al maschile. In Sicilia 163 femminicidi dal 2010, 53 solo in provincia di Catania. Bagnanti e turisti affollano il solarium di San Giovanni Licuti. A Catania la struttura comunale riattivata dopo i danni del ciclone Harry. Calcio, Fabio Caserta torna nel mirino del Catania per la panchina. Il tecnico ex Empoli è tra i nomi in corsa, attesa anche la decisione sul nuovo direttore sportivo. Trovati la 3 giorni di festa a Palermo per il matrimonio di Dua Lipa è diventata una polemica internazionale. Dalla Sicilia proteste per i titoli dei giornali inglesi che definiscono l'isola un covo di mafia. Indignato, oltre al presidente della regione Schifani, anche la Fondazione Falcone. Sentiamo tutto da Maglio Viola. Diventa un caso politico internazionale la 3 giorni di festa per il matrimonio di Dua Lipa con Callum Turner a Palermo, dopo la visita guidata privata all'interno della Galleria d'Arte Moderna riservata a sposi e invitati e la cena in piazza Croce dei Vespri trasformata in ristorante all'aperto con lo storico Palazzo Gangi divenuto lo spogliatoio di VIP, attesa anche Madonna in elicottero per l'ultima giornata di festa. 200 i VIP invitati, Villa Valguarnera Bagheria blindata, ma l'attenzione si sposta sui titoli dei giornali britannici. Il Telegraph parla del matrimonio dell'anno nel covo della mafia e scoppia la polemica sui social. E non basta una piccola correzione a spegnerla. Titolare che la Sicilia è un covo di mafia è un fatto gravissimo, inaccettabile, che respingiamo al mittente. E non basta il cambio del titolo. Pretendiamo delle scuse nei confronti di un popolo che non solo combatte la mafia, la sta sconfiggendo, ma che ha pagato grandissimi prezzi in campo di vite umane. Inquirenti, poliziotti, gente che la combatte quotidianamente. Non è possibile, pretendiamo queste scuse. Schifani invita anche gli sposi a prendere le distanze, ma poco dopo arrivano i titoli anche di altri 2 giornali, il Sun e il Guardian, e a reagire stavolta è la Fondazione Falcone, che parla di profonda indignazione per il modo superficiale, offensivo e stereotipato dei quotidiani britannici. Agli inglesi la Fondazione manda un messaggio duro e si chiede se abbiano dimenticato l'esempio offerto dalla regina Elisabetta II pochi giorni dopo la strage del 28 maggio 92, una regina che, chinando il capo a Capaci, consegnò alla storia un messaggio semplice e universale: il coraggio e la memoria non conoscono confini. A fuoco una stazione di servizio di Capaci, siamo nel Palermitano. Il rogo si tratta di un rogo doloso e si inserirebbe nella lunga serie di intimidazione degli ultimi mesi. Il primo cittadino ha reagito dichiarando il nostro è un no alla violenza del racket mafioso. Marco Gullà. Ancora un'intimidazione, ancora un segnale inequivocabile di messaggio mafioso. Un incendio divampato la notte scorsa a Capaci, nel Palermitano. Le fiamme hanno danneggiato una stazione di servizio Eni della ditta di Cosimo Giuliano. Nei mesi scorsi, con un'auto, era stata sfondata la vetrina del bar dello stesso impianto. Secondo le prime informazioni raccolte, sono state gravemente danneggiate 2 colonnine per l'erogazione del GPL ed è stato distrutto un veicolo che si trovava nell'area autolavaggio. Il rogo sarebbe doloso e si inserirebbe nella lunga serie di intimidazioni che hanno colpito diverse attività da Tommaso Natale fino a Carini. Capaci non si abbassa, Capaci reagirà senza nessun tentennamento. Qui non è casa di Cosa Nostra.
Una scia che va avanti ormai da mesi, dalle intimidazioni ai ristoranti Sferacavallo ai colpi di Kalashnikov e poi gli incendi alle auto dei parcheggi di Sicily by Car. Andiamo a Messina adesso, dove restano in carcere i 2 giovani accusati di tentato omicidio per la rissa avvenuta fuori da una discoteca di Taormina. Parole pesanti del GIP nel provvedimento di convalida del fermo. Francesco Triolo. Non un semplice incidente, una fuga precipitosa, ma una vera e propria azione ritorsiva. L'auto, un Audi A4, trasformata in un'arma lanciata a forte velocità. Queste le motivazioni con le quali il giudice per le indagini preliminari Salvatore Pugliese ha confermato il provvedimento di fermo disposto dal PM Fabrizio Monaco nei confronti del 25enne Manuel Abate e del 24enne Vincenzo Patera, che si trovavano a bordo dell'auto che la notte tra l'1 e il 2 giugno ha tentato di travolgere un gruppo di giovani fuori alla discoteca Ipanema di Taormina, al culmine di una lite iniziata all'interno del locale. Nell'ordinanza il giudice usa parole pesantissime, un comportamento che viene definito come un tentato omicidio stradale plurimo. Decisive le testimonianze raccolte dagli investigatori. 7 persone avrebbero fornito versioni coincidenti, smentendo il racconto dei 2 indagati. Secondo il GIP l'auto avrebbe effettuato ripetute accelerazioni e inversioni di marcia puntando verso la folla, mentre diversi giovani sarebbero riusciti a salvarsi soltanto riparandosi dietro le auto in sosta. Durante gli interrogatori i 2 avevano sostenuto di essere stati aggrediti e di aver agito per difendersi, una versione che però non ha convinto il giudice, che ha attribuito ad Abate il ruolo di conducente e a Patera quello di concorrente nell'azione. Le indagini della squadra mobile di Messina e del commissariato di Taormina proseguono adesso per chiarire ogni dettaglio e identificare anche altri giovani che, secondo i testimoni, si trovavano a bordo dell'Audi e il gruppo di catanesi con i quali era scoppiata la rissa. I carabinieri di Avola, siamo nel siracusano, hanno arrestato un 45enne per maltrattamenti nei confronti del padre. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 nell'abitazione familiare, dove hanno bloccato l'uomo mentre nel corso di una lite colpiva il genitore con una sbarra di ferro. La vittima è stata trasferita in ospedale, ma poco dopo dimesso. Appunto, come abbiamo detto, l'aggressore è stato arrestato. Ci sono nuovi dettagli nell'inchiesta sul CEFPAS, il Centro regionale per la formazione sanitaria, coinvolto anche il fratello del cardinale Reina, Orazio Longo. L'utilizzo del CEFPAS per il conseguimento di fini personali veniva in rilievo anche nell'affidamento dell'appalto per una biblioteca digitale per il quale era stato previsto l'importo di 128.000 euro. È uno degli episodi riportati dalla Procura di Caltanissetta nel decreto di perquisizione e sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. Per i magistrati vi sarebbe stata una gestione per favoritismi di assunzione e consulenze non episodica ma per prassi consolidata, mettendo in piedi una sorta di sistema parentopoli con l'obiettivo anche dell'accaparramento di consenso elettorale tra i cattolici, tant'è che tra i 12 indagati, oltre al deputato regionale Riccardo Gallafflitto di Forza Italia e all'ex direttore del centro Roberto Sanfilippo, compare anche il nome di Domenico Reina, fratello del cardinale Baldassarre, attuale vicario generale di Papa Leone XIV per la diocesi di Roma. Per gli inquirenti l'unico scopo perseguito dagli indagati era ingraziarsi il fratello di Reina al fine di convogliare i voti dell'elettorato cattolico. Nelle carte dell'inchiesta avviata nel 2023, Gallo Afflitto avrebbe epitetato Schifani come tiranno, mentre avrebbe puntato ad allargare anche al centro-sinistra le manovre per ingraziarsi gli oppositori. 8 su 12 indagati i destinatari di richieste di misure cautelari per i cui reati ci sono anche corruzione e falso ideologico, mentre potrebbero arrivare ulteriori terremoti dal dossier segreto che avrebbe realizzato Sanfilippo con nomi e cognomi. Dalla presidenza della regione si apprende che a marzo scorso era stato nominato come facente funzione alla guida del CEFPAS l'attuale direttore amministrativo. Giovedì scorso la nomina del commissario straordinario. E intanto Agrigento si prepara a scegliere il nuovo sindaco. Dopo una campagna elettorale segnata da confronti accesi e polemiche, la sfida finale è tra Michele Sodano e Dino Alonge, ma i ballottaggi riguardano anche Bronte e Ispica. Davide Sarto. Agrigento sceglie il suo futuro. Ultime ore di campagna elettorale prima del ballottaggio che deciderà il nuovo sindaco della città.
Una sfida che negli ultimi giorni è stata caratterizzata da polemiche, divisioni al centrodestra e dall'eco delle recenti inchieste che hanno coinvolto alcuni leader politici vicini alla coalizione. A contendersi Palazzo dei Giganti sono Michele Sodano, candidato del centrosinistra e di controcorrente, che al primo turno ha sfiorato il 40% dei consensi, e Gerlando Alonge, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, MPA e liste civiche. Sodano punta su dialogo e partecipazione con l'idea di una città da ricostruire e rilanciare. Alonge rivendica la compattezza della coalizione e chiede un mandato pieno per governare, con priorità sul centro storico, fascia costiera, giovani e politiche sociali. Domenica e lunedì gli elettori saranno chiamati a decidere il nuovo sindaco di Agrigento. Ballottaggi anche a Bronte, dove si sfidano l'onorevole Giuseppe Castiglione e l'avvocato Giuseppe Gullotta, e a Ispica tra Pierenzo Muraglie e Serafino Arena. A Palermo, dopo l'episodio delle 7 persone che hanno fatto irruzione nel pronto soccorso, l'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello corre ai ripari, rafforzando le misure di sicurezza. Completata l'installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza, è previsto il potenziamento della vigilanza interna con ronde più frequenti nelle ore notturne. La direzione ha condannato con fermezza l'accaduto, ribadendo la necessità di tutelare operatori sanitari e pazienti. Adesso ci spostiamo a Siracusa, dove si è sfiorata la tragedia. Un palo dell'illuminazione pubblica, infatti, è improvvisamente caduto su un'auto guidata da una ragazza. Sul posto per noi è andato Francesco Aloi, sentiamo. Eccola l'immagine della tragedia sfiorata, un'auto distrutta da un palo della luce in cemento che all'improvviso è caduto giù. A bordo c'era una ragazza, per fortuna rimasta illesa, ma la paura è stata tanta. Si vedeva da lontano che c'era questa macchina. All'inizio pensavo fosse un incidente, la macchina che aveva sbattuto contro il palo, però poi dopo ho capito che è stata tutt'altra cosa. Io mi trovavo lì di passaggio per poco, ma ho visto già il palo sull'auto e fortunatamente la ragazza è illesa. Siamo in via Lentini, a ridosso del viale Scala Greca, zona nord di Siracusa. Un'arteria molto trafficata, dove la sicurezza però pare non essere messa al primo posto. L'episodio di questa mattina deve servire d'allarme un po' per l'amministrazione, per provvedere tempestivamente alla sostituzione di questi pali. Per chi è alla guida, ma anche per chi va a piedi, il pericolo può arrivare sia dall'alto che dal basso. Tra pali vecchi e pericolanti e buche sull'asfalto, l'insidia è sempre dietro l'angolo. Qui, come nel resto della città. I panni sporchi si lavano in pubblico. Con questo nome ha preso vita un flash mob questo pomeriggio a Catania, un flash mob contro la violenza di genere, nell'iniziativa promossa da Centro Famiglie. Orazio Longo. Una marcia silenziosa per dire no alla violenza di genere, in prima fila uomini con dei cartonati addosso e frasi simbolo del cambiamento maschile. A Catania il flash mob promosso da APS Centro Famiglia in collaborazione con Maschile Plurale e Cambiamenti di Pescara col patrocinio del comune. I panni sporchi si lavano in pubblico, un messaggio di cambiamento per un maschile libero dai ruoli, paritario e inclusivo nelle relazioni intime e sociali. 3 messaggi. Innanzitutto quello che la violenza è molto presente e costante, e quindi ovviamente non bisogna ricordarla soltanto nei momenti come quando succede qualcosa di grave o il 25 novembre, ma tutti i giorni. Il secondo è quello di dare un cambiamento al maschile. La terza è l'esigenza di essere insieme, di muoversi insieme, uomini e donne. Da piazza Stesicola alla Villa Bellini, dove sono stati simbolicamente stesi i panni. La violenza non è un fatto privato, ma una questione sociale e culturale che riguarda tutti. L'amore è libertà e non è possesso, secondo me questa è una delle frasi chiave, insomma, ed è uno dei motivi per cui siamo qui. Spesso noi uomini ci dimentichiamo che la donna è portatrice è libera. Catania è al primo posto in Sicilia per numero di femminicidi. Nell'isola le vittime dal 2010 a oggi, secondo i dati del report 2025 dell'Associazione Catanese, sono 163, di cui 52 nella sola provincia etnea.
E adesso cambiamo argomento perché vanno avanti i lavori per la nuova tratta ferroviaria Messina-Catania. La talpa Letteria ha abbattuto infatti l'ultimo diaframma della galleria Scaletta e adesso l'inizio degli scavi per il tunnel di Letojanni. Tonino De Mana. Avanza senza sosta il raddoppio FS della linea Messina-Catania, uno dei più importanti interventi infrastrutturali in corso nel Mezzogiorno, destinato a trasformare la mobilità della Sicilia orientale, riducendo tempi e distanze tra le principali città dell'isola. 2 esempi di percorrenza a tratta ultimata: Messina-Catania in 45 minuti, Catania-Palermo in 2 ore circa. Ed ecco, la talpa Letteria in onore della patrona di Messina che abbatte l'ultimo diaframma, completando lo scavo della prima canna della galleria Scaletta. Il tracciato si raccorda poi alla stazione di Giampilieri, che garantisce continuità tra la linea storica e la nuova infrastruttura. Ora toccherà ad un'altra tappa, Alessia, con l'avvio degli scavi per il tunnel a Letojanni, inaugurando una nuova fase dei lavori. 2 fronti operativi di Webuild alla guida di un consorzio con Pizzarotti per conto di RFI che procedono in parallelo e testimoniano il ritmo sostenuto per realizzare un'infrastruttura strategica per il futuro dei collegamenti ferroviari dell'isola. Il progetto parte del corridoio scandinavo-mediterraneo, attraversa un territorio complesso con un tracciato che prevede 43 km di nuova linea ferroviaria arretrata rispetto alla costa, capace di superare vincoli geologici che finora hanno rallentato la mobilità locale. Per comprendere l'importanza dell'opera basti pensare ai danni del ciclone Harry sulla linea ferrata tra Scaletta ed Aliterme, che provocarono per quasi 2 mesi l'interruzione del collegamento tra Messina e Catania. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo per portarvi a Catania, al mare, nella ritrovata struttura di San Giovanni Licuti, la struttura comunale. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, vi portiamo adesso al solarium di San Giovanni Licuti a Catania, che è stato appena riaperto, è tornato ad accogliere bagnanti e turisti, come ci racconta Desire Ferlito. It's really nice. We are living here. I'm from Finland. Dalla Finlandia a San Giovanni Licuti, l'estate catanese riparte dal solarium appena riaperto, restituito alla fruizione dei cittadini dopo gli interventi di ripristino e reso accessibile anche alle persone con disabilità. Una piattaforma che si inserisce nel suggestivo scenario del borgo marinario e che quest'anno si presenta arricchita dalle fioriere ornamentali, capaci di trasformare questo spazio in una vera e propria terrazza sul mare. Cosa volete di più? Che è bellissimo. Grazie al comune che sta facendo queste cose, naturalmente è una cosa positiva. Comodo in centro città, si può venire anche a piedi, quindi cosa volere di più? Già abbiamo fatto il primo bagno. Come si è trovata con la piccola? Benissimo. Com'è l'acqua? Bellissima. Molti la trovano fredda, io la trovo buona. La prima volta che lo vedevo non sapevo l'avessero montato, però sì, è molto carino. Tra i bagnanti prevale l'entusiasmo, con qualche piccola osservazione. È piccolino il solarium, perché una volta, non avendo fatto quello al nautico, questo andava ingrandito. Difficult to get to the sea a little bit for my mother. E mentre il solarium torna a riempirsi di asciugamani e tintarelle, proseguono gli ultimi lavori sulle spiagge libere della playa, la cui apertura è attesa a breve. In questo angolo di mondo cristallino c'è chi sembra aver già trovato la formula perfetta per affrontare l'estate, lasciarsi trasportare dalle onde, concedendosi il lusso più semplice di tutti, qualche ora di relax. Ad Agrigento una tappa del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. Un albero simbolico si è riempito di messaggi e pensieri per i bimbi malati e per le loro famiglie, sollecitando i cittadini alla responsabilità e alla cura dei più fragili. Davide Sarto. Un albero carico di messaggi, speranze e vicinanza. Ad Agrigento la solidarietà ha dato voce ai bambini affetti da malattie inguaribili e alle loro famiglie. Piazza Cavour ha ospitato la 5ª edizione del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche, la campagna nazionale promossa dalla Fondazione Maruzza. Protagonista della giornata, l'albero della cura, arricchito dai pensieri lasciati da cittadini, operatori sanitari e rappresentanti delle istituzioni. Un gesto semplice ma dal forte significato simbolico per rompere il silenzio che spesso accompagna la sofferenza dei più piccoli.
Sono tanti i bambini affetti da malattie inguaribili e necessitano di un supporto sia loro che le famiglie a livello olistico, quindi le varie figure hanno il compito di abbracciare in queste fasi brutte della loro vita sia i bambini che le loro famiglie, aiutandoli a 360 gradi. Per questo è molto importante abbracciare queste iniziative per diffondere questa cultura e aiutare queste persone meno fortunate di noi. L'iniziativa ha acceso i riflettori sull'importanza delle cure palliative pediatriche, un'assistenza che punta a garantire la migliore qualità di vita possibile ai bambini e alle loro famiglie, anche attraverso il supporto domiciliare. Una partecipazione sentita che ha confermato la sensibilità della città su un tema che riguarda non solo chi vive la malattia, ma l'intera comunità. C'è un'altra pausa e poi torneremo con il calcio, curioseremo in casa Catania dove c'è grande attesa per i nomi del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo. E siamo al calcio, la corsa al nuovo allenatore in casa Catania vede avanzare il nome di Fabio Caserta, che già poteva sedersi sulla panchina etnea lo scorso febbraio. Il rossazzurro potrebbe ritrovare anche il DS Varrà. Marco Carli. Se fosse, sarebbe la classica storia dei giri immensi che poi ritornano. Fabio Caserta poteva essere a Catania già a febbraio e adesso sarebbe in cima alla lista dei graditi nella corsa per la panchina che, fra nuovi nomi, Stellone e i soliti noti, Biancolino e De Giorgio, sta arrivando al rettilineo conclusivo. La prossima settimana dovrebbe vedere l'ufficializzazione del nuovo DS, Varrà. In seguito arriverà il nome dell'allenatore. Caserta ha vissuto l'ultima parte della stagione a Empoli in B, conducendo i toscani alla salvezza con conseguente cammino di Santiago, mostrato con varie foto sui propri social. L'Empoli in questo momento si sta concentrando soprattutto in funzione di nuovi ingressi societari e sull'allenatore deciderà verso metà mese. Ecco perché il Catania è tornato a farsi vivo per un profilo che era in pole position per la sostituzione di Toscano, ma poi saltò perché il club etneo decise di aspettare altre partite. Storie vecchie, così come la parentesi del giocatore al Palermo mai gradita dai tifosi, per un centrocampista che a Catania ha fatto molto bene sia in B che in A. Ha raccontato che fu suo padre a consigliargli la piazza etnea quando era calciatore. Da allenatore 2 promozioni e più di 300 panchine, traguardo quest'ultimo festeggiato da poco e conquistato guidando Juve Stabia, Perugia, Benevento con Varrà in dirigenza, Cosenza, Catanzaro e appunto Empoli. Potrebbe completare questa lista con il Catania. In fondo potrebbe essere una bella storia. E noi abbiamo finito qui, il nostro telegiornale è terminato, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.